La Regione del Veneto ha già portato dei provvedimenti straordinari sia per permettere l'utilizzo di attrezzi straordinari per pescare questo granchio nelle lagune, anche per dichiarare lo stato di calamità naturale. La Regione ha approvato la proposta di declaratoria di calamità naturale causata da granchio blu per l'anno 2023. Approvata anche la relazione tecnica che contiene tra l'altro la delimitazione delle aree danneggiate. Oltre alle fasce marittime da San Michele al Tagliamento a Porto Tolle, tutte le lagune: Caorle e Bibione, Laguna del Morto, Laguna di Venezia, Laguna e Sacche del Delta del Po. Non appena il decreto ministeriale sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le imprese danneggiate potranno presentare richiesta di indennizzo per accedere alle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale. Chiaro che dovremo fare di più, la Regione Veneto sta preparando un provvedimento per incentivare la pesca del granchio da parte dei pescatori al fine di ridurne la popolazione. Senza però una dichiarazione di stato di emergenza nazionale non si potranno attivare tutti gli ammortizzatori sociali come il blocco di mutui e la sospensione del pagamento delle imposte. Ecco, questa è un'ulteriore attenzione che chiediamo al governo, che già si è attivato e che già sta lavorando alacremente su questo punto. Nel 2023 i 6 mercati ittici del Veneto hanno commercializzato 428.000 kg di granchio blu, a cui vanno aggiunte ulteriori centinaia di tonnellate, una pesca intensiva che non ha però ancora risolto il problema. L'assessore regionale alla pesca Cristiano Corazzari invita a fare presto perché l'intero settore della venericoltura veneta rischia di scomparire. Il Consorzio Scardovari ha visto perduta la propria produzione praticamente in modo totale e viene compromessa anche la prossima stagione, in quanto anche la semina viene messa a repentaglio da questa specie invasiva che si sta diffondendo senza sosta.